3 incidenti, uno dietro l'altro, 5 all'ospedale e super lavoro per SUEM 118 e Vigili del Fuoco. È accaduto questa mattina, il primo sinistro verso le 6:30 a Paese, lungo la Castellana, all'altezza di Villa, dove per una mancata precedenza un'auto si è scontrata quasi frontalmente con un camion. Ad avere la peggio il conducente dell'utilitaria trasportato al pronto soccorso del Cafoncello, dove per accertamenti è stato accompagnato anche l'autista del mezzo pesante. Poco dopo, secondo incidente a Roncade, a scontrarsi 2 auto. 2 i feriti, seppur lievi, trasportati all'ospedale di Treviso. Dinamica dello scontro al vaglio della polizia. Alle 9 a Maserata, in via Papadopoli Sud, altro frontale tra 2 macchine. Un ferito, che inizialmente appariva grave, è stato trasportato in ospedale dall'Elis Soccorso di Treviso Emergenza, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Nel tardo pomeriggio di ieri, paura infine in Viale della Repubblica, a pochi metri dall'incrocio dell'Estiore, per un'anziana di 72 anni investita mentre attraversava la strada da un SUV che procedeva contromano. Fortunatamente l'auto viaggiava a bassa velocità, traffico, vista l'ora di punta, in tilt.